sono riuscito a darmi degli obiettivi importanti. Caspita, se qualche anno fa qualcuno mi avesse detto andrai alle Olimpiadi, gli avrei chiesto cosa ti sei fumato, perché io nella vita ho sempre fatto il pilota, eppure oggi sono qui a parlare di questo, è una cosa bellissima, però in fondo avere un obiettivo del genere significa anche darsi una buona scusa per fare una cosa che amo, quindi oggi è una bella giornata, vorrei essere fuori con la mia bike ad allenarmi sui colli e non lo faccio perché voglio preparare meglio Rio, lo faccio perché mi diverte. Ed è proprio per questa ragione che mi riesce bene, mi riesce tutto sommato di costruire qualche cosa sul mio talento che è il massimo che io posso tirare fuori. Poi finora questo è bastato, quindi sono sempre tornato a casa molto contento dalle gare. Mi auguro che accada la stessa cosa ancora a Rio de Janeiro, perché tutti i miei avversari sono molto più giovani di me, quindi loro sicuramente potranno andare a Tokyo nel 2020. Per me è un po' più complicato, ma mai dire mai. È stato senza dubbio quello di Alessandro Zanardi il contributo più atteso all'interno del convegno Lo Sport Paralimpico Veneto nel panorama nazionale, appuntamento che si è tenuto di recente a Padova per parlare del futuro dello sport paralimpico in Veneto e in Italia. Con un passato da pilota di Formula 1 e un presente da campione mondiale di handbike paralimpico, Zanardi ha raccontato alla platea cosa per lui oggi è importante, utilizzando anche la sua famosa metafora dei 5 secondi. Un concetto molto semplice e anche tutto sommato banale, si tratta in fondo, sintetizzando, di resistere per superare l'ostacolo e scoprire che questo esercizio ci è utile non soltanto nello sport ma nella vita in generale. Tante volte con 5 secondi di sforzo, quando si crede di aver già dato tutto, in fondo si porta a casa magari un risultato che non osavamo nemmeno sognare. L'importante è fin lì arrivarci onestamente, preparando quello che stiamo facendo con amore, con impegno, in poche parole con passione, al meglio delle nostre capacità, perché è certamente molto piacevole vincere, ma ancora più importante è provare con tutto se stessi a farlo. I dati presentati durante il convegno dal Comitato Paralimpico Nazionale sono incoraggianti. Nel solo Veneto sono attive 135 società con oltre 1000 atleti agonisti tesserati in una quarantina di diverse discipline. Negli ultimi tempi il CIP sta lavorando molto anche per permettere ai bambini e ai ragazzi disabili di praticare sempre più sport a scuola e come attività pomeridiana. In questa prospettiva assume un'importanza particolare la collaborazione instaurata tra CIP Veneto e INAIL. Siamo stati i primi a Rovigo ad aprire uno sportello di comunicazione rivolto non solo ai disabili INAIL ma a tutta la cittadinanza. Questo ci permette di essere in contatto con tutte le società sportive del territorio ed amplificare quello che è la possibilità dei giovani diversamente abili a entrare nello sport. L'incontro, che è stato ospitato all'interno dell'Auditorium Pontello dell'OIC, ha rappresentato l'occasione anche per annunciare un importante accordo tra CIP e Fondazione Opera Immacolata Concezione. Questa convenzione fa sì che da un lato la nostra fondazione si impegni a predisporre ulteriormente, ad inserire anche attrezzature nuove e anche a costruire, e lo stiamo già facendo, una palestra particolare specifica per queste attività e una pista di allenamento proprio adatta a questo, che si inserisce all'interno di un campus, ed ecco l'altra cosa che poi sottolineò, in un campus dove le persone che hanno varie disabilità possono tranquillamente vivere senza nessuna barriera architettonica, ma addirittura con un ambiente che è amico. Il nuovo campus, oltre a promuovere l'avviamento sportivo di giovani disabili, ospiterà anche gli allenamenti delle squadre paralimpiche nazionali. Rio 2016 ormai alle porte, la delegazione italiana, forte di campioni come Alex Zanardi e la trevigiana Bebe Vio, parte con una missione precisa: sbancare il medagliere. Ad oggi le proiezioni, sai che noi facciamo le proiezioni sulla base dei risultati nelle competizioni internazionali, ci danno addirittura fra le prime 10 nazioni al mondo, il che, guardando indietro a quel 32esimo posto di Pechino, ci dice che abbiamo lavorato bene. Per la prima volta sono molto ottimista. Il Veneto, oltre ad avere un certo numero di atleti, ma quello che è ancora più importante è la qualità. Abbiamo Zanardi, Davide Alvise, Lafario e molti altri, che la Bebe è uno per tutti, davvero anche giovani, e quindi ci fa ben sperare. Credo che a Rio sarà davvero un grande successo per l'Italia ma anche per il Veneto.
Ha già staccato il Pasperio anche la padovana Nadia Fario, che lo scorso luglio in Croazia ha conquistato uno straordinario bronzo nella Coppa del Mondo di tiro a segno. Mi vengono i brividi solo a pensarci, perché io in realtà ho sempre visto le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ho pianto guardando la TV perché mi emoziona vedere la bandiera italiana che si alza, ma non avrei mai pensato che io un giorno potessi essere da quella parte. Dunque la sfida più grande è vincere l'emozione, soprattutto.